TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario è il meteo, perché il centro funzionale decentrato della regione del Veneto ha emesso un avviso di criticità idrogeologica e idraulica per il passaggio di un intenso impulso perturbato tra la serata odierna e la serata di domani 12 settembre, con probabili precipitazioni estese, anche temporalesche, caratterizzate da rovesci e forti raffiche di vento. Rinforzo dei venti tra il pomeriggio di giovedì e la mattinata di venerdì, con venti forti da nord-est su costa e pianura limitrofa, Alto Veneziano, pianura sud-orientali, sulle zone montane e pedemontane con possibili forti raffiche di föhn nelle valli e sulla pedemontana, specie occidentale. La Protezione Civile Comunale raccomanda ai cittadini di prestare particolarmente attenzione ai possibili rischi e di adottare i corretti comportamenti di autoprotezione. Cambiamo argomento. Il Comune di Milano ha eseguito lavori per la messa in sicurezza e l'abbattimento delle barriere architettoniche nella fermata dei bus a servizio della cittadella scolastica di via Matteotti. In particolare l'area di sosta dei pedoni è stata ampliata di circa 1500 metri quadri, innalzando inoltre il piano di sbarco per migliorare l'accessibilità ai mezzi per le persone con disabilità e realizzando i percorsi tattili per i non vedenti. È stata anche inserita una griglia per la raccolta delle acque meteoriche. Oggi, primo giorno di scuola, gli studenti hanno trovato questa nuova e più sicura soluzione, individuata anche grazie alla collaborazione con i rappresentanti per la sicurezza del lavoro della CTV, che hanno segnalato situazioni di potenziale pericolo. Gli studenti infatti occupavano l'area di sosta del bus a causa dell'insufficiente spazio del marciapiede, che ora è stato quasi triplicato. L'intervento è costato complessivamente 35.000 euro. Il 1° ottobre prende il via la nuova edizione del censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che coinvolge, come ogni anno, un campione rappresentativo di famiglie. Il censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia a livello nazionale, regionale e locale. Per arricchire questo patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il paese in cui viviamo, è fondamentale la collaborazione di tutte le famiglie campione. Il censimento della popolazione termina il 23 dicembre. Informazioni e contatti del Comune di Venezia dalle ore 9 alle 13 da lunedì a venerdì. Servizio comunale Dime, primo punto di contatto per il cittadino che vuole informazioni o un appuntamento per la compilazione del questionario del censimento. Telefonare al numero 041 041. Ulteriori dettagli nel nostro sito notizieplus.it. E l'area coesione sociale del Comune di Venezia, causa previsioni meteo avverse, come vi abbiamo detto in apertura del nostro TG, per la giornata di domani, sposta mercoledì 18 settembre il quarto Open Day Viva Villagroggia e dintorni. L'appuntamento si terrà, come era già previsto, dalle ore 16 alle 19 al parco di Villagroggia, a Cannaregio 3161 Sant'Alvise. Si tratta di un'occasione per conoscere le tante realtà presenti in quella zona e la programmazione delle attività 2024-2025. Il progetto vede il coinvolgimento di 20 soggetti tra associazioni, enti e servizi che, in occasione dell'Open Day, aprono la cittadinanza, le loro sedi offrono la possibilità di provare gratuitamente le proprie attività nell'ottica di favorire la conoscenza reciproca tra tutti i soggetti coinvolti e garantire un'offerta che sia il più integrata possibile. E questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.